Buonasera a tutti ragazzi, stavolta un'altra notizia sempre particolare, stavolta in ambito diciamo ufologico. Stavolta ragazzi sembra che hanno fotografato ragazzi un- una vita di forma extraterrestre, cioè non è un vero e proprio alieno ragazzi, però è tipo come un certo ragazzi, diciamo più come un coniglio più o meno un essere tipo così comunque, quindi tipo ciao Marco, buonasera. Quindi si tratta tipo di un tipo come un lucertolone, avete quelle che stanno alle Galapagos, un bel lucertolone grande, quindi ciao Alessandro. Quindi il colore del corpo è verde, come una lucertola gigante, ragazzi, diciamo così. Quindi diciamo, fotografia l'ha fatta il rover, quindi non è che l'ho fatta io, eh. Però, come ben sapete, poi tutti gli appassionati di UFO, ciao Orto Fantastico, buonasera, hanno subito, no, Godzilla, ma un mini Godzilla, è piccolino in effetti, non è che sia gigantesco, eh. Dalla foto può essere tipo, come ti devo dire, a primo acchito a me mi sembra tipo, sai, il coniglio, tipo un coniglio comunque, solo che è verde, non è bianco, capì? Quando vanno a fare la cosa dei colori è verde, non è un bianco oppure sa come siamo abituati noi. Quindi hanno trovato una forma, non un alieno vero e proprio, hanno trovato una vita, diciamo, animale. Quindi se ci stanno gli animali, ragazzi, secondo me ci stanno pure i marziani, come li vogliamo chiamare. Quindi questa foto è stata fatta, ragazzi, nel famoso cratere legale dove ci sta il rover Curiosity. Quindi ha scoperto, a parte l'ossigeno che in questi giorni l'abbiamo fatto il video, ciao Olivia, il fatto che ci sta una traccia di ossigeno su Marte, ma quando dicono traccia, ragazzi, sicuramente è molto di più perché poi i soliti complottisti dicono, vabbè, sì, ma ci sta un po' di ossigeno, non è che... Sì, ma quello che ti dice la NASA è così. Poi dobbiamo vedere se è davvero poco l'ossigeno. Cioè la NASA ha detto che ci sta una quantità di ossigeno, una percentuale. Però sapendo la NASA, ragazzi, lo sappiamo tutti, non se dice che ci sta un po' di ossigeno, significa che ci sta abbastanza ossigeno, quindi ci sta. Quindi, a parte questo, diciamo, è stato visto questo animale, diciamo, dall'aspetto tipo un coniglietto, una lucertola, una cosa così. Io dopo vi metto il video sotto al mio questo video perché sapete, ragazzi, il copyright non me lo permette di metterlo direttamente nel mio video. Quindi dopo io sotto ai commenti che metterete vi vado a mettere questo video che l'ha fatto un altro youtuber come me, diciamo, quindi non ti piace, stai sulla terra, vabbè, ma fai bene, sì, sì, anche perché vedi come è deserto, non è che brulluca di vita, se ci sta, ma poca, non ce n'è che come qui che ci stanno, diciamo, sì, Marco, vabbè, ma questo è sicuro. Mo stavolta hanno beccato proprio questo animale che si vede uguale, ragazzi. Quando andrete a vedere il video che io posterò sotto ai commenti, perché ripeto, non è mio, quindi non lo posso mettere, vedrete proprio un coniglio, ragazzi, un coniglio verde, senza orecchie, mi pare una lucertola, ragazzi. No, è una via di mezzo tra una lucertola e un coniglio, più o meno così. Però ci sta, ragazzi, quindi non è che non ci sta, quindi è stato visto. La fotografia l'ha fatta il rover, non è che l'ha fatta io oppure voi, quindi l'ha fotografata il rover. Poi giustamente tutti, diciamo, gli ufologi hanno visto dove stava questo animale e hanno fatto l'analisi spettrale della foto e è uscito fuori che cos'era quella cosa. E ragazzi, sinceramente a me mi pare proprio un mezzo coniglio incrociato per una lucertola più o meno, quindi non lo so. Comunque dopo lo vedrete anche voi, lo metterò. Quindi è un rettile comunque, ragazzi, al finale, quindi non è un alieno, è vero e proprio. È un rettile, però voglio dire io, se ci sta un rettile ci può stare anche altra vita, quindi anche se non ci sta in massiccio, cioè che è popolatissimo, però ci sta un po' di vita là, quello voglio dire io. Quindi questa è una prova che
Marte è un luogo, diciamo, sì, è più o meno un lucertolone marziano, tipo sai quelli là che stanno alle Galapagos. Sì, lo so, l'ho fatto il video a Cinisello, sì, stava cadendo una cosa su Cinisello a Milano, che la direzione era quella lì, doveva cadere e impattare su Cinisello. Sono andati lì, non hanno trovato nulla. Sì, me lo so perché mi ha mandato un'amica qua su YouTube che mi ha detto guarda che a Cinisello ci stava una cosa che è caduta, però non l'hanno trovata. No, Jasmine, guarda, io ho visto il video e anche la foto che poi nel video ti fa vedere la foto, no? Mi pare tipo un coniglio con una lucertola, una cosa così più o meno. Quindi, giustamente dicono se ci sta questo tipo di forma qui, ci sarà pure qualche altra cosa. Quindi non ci sarà chissà quanta forma lì, però ci sta qualche cosina. Non è che è desolato come pensiamo, cioè. Adesso è uscito che ci sta l'ossigeno. Poi adesso è uscito il lucertolone, chiamiamolo così, va tanto per dire lucertolone. Quindi diciamo che un po' alla volta, ragazzi, tipo col cucchiaino ce lo stanno mettendo. No, a Cinisello ci stava un oggetto non identificato. Sì, sì, che stava cadendo sul Cinisello a Milano. Sono andati i pompieri e anche, diciamo, un reparto speciale, però non ci sta nulla che ha impattato sul suolo, quindi non ci sta né una sonda spaziale che loro avevano ipotizzato, una sonda che sta cadendo e non ci sta neanche il meteorite, perché non ci stanno tracce di un buco oppure nickel e ferro, quindi vabbè, Alessà, ce lo mangiamo, quindi sarà carne bianca, penso, no? Male che va, io, tu e Francesco e pure Avvocatello ce lo facciamo a forno, lo vedo abbastanza grande dalla fotografia. Ma dobbiamo vedere se è carne bianca va bene, ma se è carne verde poi. Anche perché dall'analisi spettrale, Alessà è verde. Quindi non lo so poi se la carne sarà bianca, boh. Bah, non si capisce davvero più nulla. Quindi diciamo che io sono convinto, Marco, sai che è successo lì? Ti dico io, bravo, dopo diventiamo verdi, lascia stare, adesso mangiamo un arrosto, non da retta. Mangiamo vitello, va, non da retta queste cose ai marziani. Dopo diventiamo verdi. Dopo diventiamo come Hulk. Quindi quando sono andati poi a controllare non ci stava nulla. Secondo me, come ho detto nel video precedente, qualche UFO ha fatto la discesa sulla Terra, poi si è fermato e è andato altrove, diciamo, quindi non è caduto. Sì, Marco, io sono convinto che questo oggetto non identificato era un UFO che stava, diciamo, scendendo sulla Terra. Loro si pensavano che era un oggetto non identificato perché giustamente loro non riescono a vedere che cos'è. Loro vedono solo che un oggetto sta cadendo sulla Terra e proprio a Cinisello stava cadendo, quindi stava andando in direzione di Cinisello, quindi loro per loro stava cadendo lì. Secondo me questo UFO è arrivato lì, si è fermato di colpo e poi chissà dove è andato, questo non lo sappiamo, eh. Quindi, sì, sì, questa è una fotografia del pianeta rosso, questo qui, sì, sì. Questo è Marte, sì, sì, questa è una fotografia che ho preso su Pixabay. Questo è il suolo marziano, quindi solo che non ho trovata quella che ci stava il rover. Anche perché già l'ho messa su YouTube l'altra volta e non volevo mettere la stessa foto, quindi ho ripreso solo il suolo marziano. Però dopo nel commento, diciamo, sotto al video, metto il video quello là reale, anche se in inglese, ragazzi, che importa, basta che guardate, diciamo, l'alieno qua, questo rettile gigante. Sì, per adesso diciamo hanno preso questo lucertolone, come lo chiamo io, pare un coniglio, una lucertola, non lo so, è una cosa un po' strana, comunque è un rettile comunque ragazzi, non credo che sia un alieno, poi giudicate voi, guardate il video e dite che cos'è, secondo me è l'incrocio tipo una lucertola e un coniglio più o meno, da come io posso vederlo, quindi poi non lo so, poi ma secondo me direte la stessa cosa anche voi, quindi come sempre ragazzi questi mentono proprio spudoratamente come al solito,
anche per il fatto dell'asteroide, no? Quello del 2022, poi quello del 2029, cioè per sapere una mezza verità da questi qua ragazzi proprio ce ne vuole, eh. Quindi quando quelli dicono sul pianeta rosso sì, ci sta l'ossigeno, però ce ne sta poco, allora significa che ce ne sta abbastanza. Quindi calcolate che per la NASA quello che dice fate diviso 10 che sono le bugie e quella è la verità, quindi è una parola. Quando dicono c'è poco ossigeno significa che ce ne sta abbastanza. Sì, sì, ma guarda, su Marte abbiamo sempre detto che ci stava qualche cosa, quindi una volta hanno trovato il ghiaccio, una volta hanno trovato l'acqua, ma hanno trovato l'ossigeno, guarda caso, ma pure è comparso il lucertolone, guarda caso. Chissà la prossima volta che esce, non lo so. Secondo me esce proprio qualche uomo che cammina sulla Luna. Ma Venere, guarda, è molto ostile come pianeta, capì? È molto caldo, quindi io credo che l'unico pianeta, guarda Marco, abitabile è Marte, quindi Marte è l'unico che assomiglia alla Terra, quindi sta in una posizione, diciamo, che in effetti la temperatura di Marte, ragazzi, è 21 gradi, quindi è abitabile, quindi se adesso viene confermato che ci sta anche l'ossigeno, ragazzi, con 21 gradi e l'ossigeno sul pianeta e un po' di acqua ai poli e quindi già incominciamo a ragionare che in un futuro, ragazzi, questo pianeta può diventare benissimamente abitabile. Di certo non sarà che puff e facciamo il palloncino, ma se si mettono, diciamo, sì, Marco, ci può essere una civiltà adeguata a quel clima lì, sì. In base al, diciamo, al clima si adattano altre specie che secondo noi non potremmo. Allora, noi ragioniamo secondo la nostra logica, quindi per noi, per avere la vita ci vuole l'ossigeno, ci vuole questo e questo. Può darsi pure che altre razze aliene non hanno bisogno di respirare ossigeno, capisci? Quindi oppure ne tengono bisogno in, diciamo in percentuale minore, come su Marte forse. Quindi credo che vabbè, Angelo, sicuramente, ma non si sa, guarda. Vabbè, per aspettare che si formino i mali, secondo me ci vorrebbe un po', diciamo, l'intervento umano, Jasmine. Si dovrebbe creare e bombardare un po' Marte per fare un po' di pioggia, fare delle nuvole. Sì, sì, su Marte il mare non c'è, ragazzi, partiamo da questo, però secondo me se l'uomo intervenisse, diciamo, in modo da modificare il clima, fare nuvole e fare un po' di ossigeno, sì, può darsi pure Marco che l'ossigeno per loro non è buono, cioè sono abituati ad altre atmosfere, semmai sono abituati a respirare nell'ammoniaca, che la maggior parte è la sostanza che sta su tutti i pianeti in maggioranza, quindi ammoniaca, tutte queste cose che per noi esseri umani sono velenose. È capace che invece per loro sia ossigeno, diciamo così, quindi può essere tranquillamente così. No, Livia, guarda, sta cosa di piantagione di cotone sulla Luna, no, non so nulla, devo vedere. Non ho mai letto una cosa così, però la devo vedere, piantagione di cotone sulla Luna. Ma devo vedere perché sai che ci sono un sacco di fake news che girano in giro, quindi dobbiamo vedere chi l'ha pubblicata, quante persone poi l'hanno detta e quindi fare una ricerca un po', diciamo, non prendere la prima notizia e dire no, ci sta, questa qua l'ho controllata, sta in 7-8 siti tutti quanti, NASA, ESA, quindi eh, tanti siti portano questa notizia, quindi non è che mi sono affidata alla prima notizia, cioè io per fare un video devo vedere prima che cosa dicono tutti e poi lo dico pure io, quindi dopo aver visto che 7-8 canali YouTube americani, russi dicono la stessa cosa, allora faccio pure io il video e dico la mia. Quindi questa qui, diciamo, è sta notizia di questa lucertola, come la vogliamo chiamare, sta dappertutto per il momento, quindi
adesso sta sia in russo, sia in inglese, in Francia, sta in tutte le lingue, un po' sparse, un po' diciamo sui siti web di complottisti, diciamo così, sempre complottisti, a finale diciamo che dicono sempre che noi facciamo le cospirazioni. Quindi vabbè, oramai ci siamo abituati, quando diciamo la verità siamo complottisti. Quando parliamo della Chiesa, la stessa cosa, siamo, no, che mi disse una signora, che ero protestante io, quindi ero protestante solo perché avevo detto che la Chiesa non sta facendo il suo compito, quindi l'ultima trovata del Papa, i tortellini col pollo. Devi scaricare, Marco, ci sta un'applicazione, tu la devi scaricare direttamente da, diciamo, da Google Maps e puoi andare su Marte, sugli altri pianeti, devi proprio scaricare un'applicazione proprio da Google, vai e scaricati Google Earth. Google Earth e poi da Google Earth puoi andare pure sulla Luna, puoi andare su Marte, capisci? Scaricandoti questa applicazione puoi anche andare. No, no, non sono no, no, non sono ritoccati, no, no. Sono in tempo reale, diciamo, quindi non sono ritoccati, no. Quindi da Google Earth poi puoi andare sulla Luna, puoi andare sul Sole, sui pianeti e poi giustamente lo devi zoomare, lo devi fare, poi devi cercare, capì? Come fanno gli altri, se ci stanno gli altri YouTubers che fanno così, si mettono sul sito della NASA, ad esempio questi qua, vanno a vedere tutte le dirette del rover e poi bloccano mano a mano tutte le dirette e cercano, sa, come questa lucertola che hanno fatto. Questo in effetti, questo ragazzo americano ha ha seguito la diretta del rover e lui giustamente gira, l'ha trovato, capi? Ci ha messo tempo, però l'ha trovato, quindi lui fa i video così, capisci? Vede le dirette del rover e poi analizza con lo spettometro, quindi colori, non colori, e poi esce sempre fuori qualche novità. Quindi lui fa così, capì? Va sul sito della NASA, vede il rover quando fa la diretta che manda video, foto e lui le analizza foto per foto, capì? Con i colori, capì? Spettometro, capì? E tutte queste cose qua. E poi fa il video pure lui come lo facciamo noi così. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, quindi dopo l'elaborazione del video, giusto 3-4 minuti che lo finisce di elaborare, metto il link e andate a vedere questo lucertolone, quindi lo faremo arrosto con le patate oppure a forno, non lo so, ma vediamo. Ma facciamolo a forno così non sporchiamo la cucina, così sporchiamo solo. Sì, sì, ci sentiamo su WhatsApp, Marco. Quindi ragazzi seguite pure il canale di Mark V for Vengeance. Mi si è complicato sto nome, Marco tu. E anche lui fa video come me, sempre di UFO, di queste cose qua, quindi potrete dare un'occhiata anche da lui, quindi non c'è problema ragazzi, andate pure a dare un'occhiata da lui. Lui come me è un appassionato di queste cose qua, quindi diciamo che noi andiamo, siamo diciamo complottisti, diciamo così, va, che è meglio. Quindi pensiamo sempre a male, ma purtroppo abbiamo sempre ragione, quindi purtroppo la verità ci è nascosta. No, ma figurati Jasmine, no, no, non mi arrabbio, no. Io stavo cercando sta notizia, l'ho trovata, poi l'ho trovata in francese, poi l'ho trovata in inglese, quindi poi ho detto, ci stavamo sentendo io e Marco su WhatsApp, ho detto Marco, vabbè, ma stasera non fai nulla, ho detto, no, sto cercando perché volevo le conferme, diciamo, da più parti, capì? E ho detto, guarda, 5 minuti e faccio la diretta, quindi perciò già sapeva che lo faceva perché ci sentiamo su WhatsApp per dare una volta mi manda un link, Giuseppe mi è successo questo e questo, Giuseppe vedi che diciamo che io do una mano a lui, lui dà una mano a me, diciamo, sulle notizie, quindi lui mi manda dei link, Giuseppe ma questo qua tu l'hai fatto? E dico sì sì l'ho fatto, grazie. E quindi diciamo che Marco mi aiuta pure, mi manda dei link dove andare. Vabbè ragazzi, suona il cellulare, vi saluto, ci sentiamo dopo, dai.